Farmacie prese d'assalto, lunghe code d'attesa e ritardi al lavoro. Inconvenienti che stanno caratterizzando questi primi giorni di Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. L'ULSS 7 Pedemontana, rispondendo alle esigenze delle categorie economiche, introduce un'importante novità. Da oggi infatti anche i medici competenti delle aziende potranno fare i tamponi ai dipendenti e registrare i risultati sul portale della regione. Riusciamo ad abilitare i medici competenti delle aziende del territorio che ne fanno richiesta, in modo che a tutti gli effetti possono essere autonomi nella gestione, nel tampone e nel rilascio della certificazione verde in pochi minuti. Al momento sono circa 20 i medici competenti ai quali è stato rivolto l'invito di poter accedere a questa procedura. Stiamo anche diffondendo la comunicazione sia con Confindustria che con Fartigianato in modo da dare la massima visibilità. Capitolo costi. Chi dovrà pagare i tamponi effettuati dal medico competente dell'azienda? Al momento è stesso l'azienda che si deve far carico, essendo un'azione che l'azienda mette in campo per favorire i propri lavoratori. La norma prevede il pagamento del tampone, quindi immagino che comunque l'azienda attui un modello tale che il lavoratore se lo va a pagare. Stiamo comunque anche valutando la possibilità per favorire le aziende di poter dare anche un'eventuale fornitura di tamponi di prima generazione.